Buona domenica e benvenuti a tutti voi su FIPAV Veneto TV. Siamo alla fase finale della 14ª edizione della Coppa Veneto Under 14 maschile Trofeo Mikasa. Il campo è quello di Verona, al Palo Olimpia, che pochi mesi fa, lo ricordiamo, ha ospitato i mondiali femminili di volley. Il riscaldamento delle finaliste dei volley Padova e volley Castelli è già iniziato, mentre tra pochi istanti nella tensostruttura adiacente al palazzetto inizierà la finalina cosiddetta tra i ragazzi dei volley boys Stralaguna e i ragazzi della volley Schio. Gli spalti si stanno popolando dei tifosi e delle famiglie delle due finaliste, mentre le premiazioni sono fissate per i saluti del derby tra Calzedonia Verona e Tonazzo Padova in programma alle 18. Una finale di domenica, una finale super, perché la vostra squadra dovrebbe vincere? Perché in assoluto secondo me sono i più bravi. Perché sono una bellissima squadra, dei ragazzi che sanno lavorare insieme, che sanno giocare insieme, che sanno stare insieme e che hanno fatto della pallavolo un bel modo di imparare a diventare grandi. Che tipo di partita sarà e perché dovrebbe essere la vostra squadra a vincere? Allora, sarà una partita giocata, poi perché per una mamma è sempre bello vedere il proprio figlio vincere e anche i figli degli altri, che poi alla fine siamo una squadra. Il muro e la prendi il muro, tu devi prendere tutto quello fuori dal muro, quindi devi stare lungo. Aspettiamo 2 secondi, miriamo bene la zona e battiamo là, ok? Il presidente della FIPAV Veneto Roberto Maso ci spiega perché l'importanza di un torneo Under 14. Da diversi anni noi diamo corso a questa Coppa Veneto Under 14 con l'obiettivo di far giocare i ragazzi, soprattutto nel settore maschile, dove hanno bisogno di fare esperienza, e quindi l'occasione di un incontro fra coetanei nel giro di un paio di mesi
prima dell'inizio del campionato è una cosa che dà un aiuto alle società e ovviamente anche ai ragazzi stessi. Il movimento della pallavolo veneta è tra i più attivi sul territorio nazionale. Quali sono i numeri del nostro movimento e soprattutto nel maschile? Lo scorso anno abbiamo avuto una punta di 44.000 tesserati, di cui il 21% maschile, e ci ha collocato come regione al secondo posto a livello nazionale nel settore maschile, quindi un grande risultato, un risultato che va a tutte le società che lavorano nel settore maschile, che sappiamo che non è facile. Avete vinto, che cosa mi racconti? Niente, ce lo siamo meritati, abbiamo lottato fino alla fine senza mai mollare, a parte il secondo set. Gli allenamenti duri ogni giorno, andiamo sempre a Padova per allenarci e ce lo siamo meritati. Il lavoro migliore e le cose più belle di questa esperienza? Allora, di lavoro ce n'è stato tanto e a volte non è stato neanche tanto facile. È un gruppo che si sta un po' costruendo piano piano perché siamo ancora all'inizio dell'anno. Ci sono stati dei nuovi inserimenti che sicuramente hanno aiutato a vincere questa finale, ma allo stesso tempo è stato un lavoro in più da fare perché il gruppo si è dovuto far forza anche con queste novità, insomma. Però devo fare i complimenti a tutti perché tutti nel loro piccolo e nel loro grande hanno contribuito a questa vittoria. È un secondo posto? Che cosa mi racconti? Quali sono le tue e le vostre impressioni di questa partita? Potevamo partire un po' più determinati, però dai, è andata così e ci sta alla fine. Finale combattutissima, soprattutto dal terzo set in poi. Che cosa è mancato e che cosa vuoi dire ai tuoi ragazzi? Mancata un po' di tranquillità nell'affrontare la partita. Loro hanno giocato bene, noi abbiamo commesso troppi errori, più del consentito, e questa è stata la differenza maggiore tra le due squadre. I see it tonight.